Autovelox, l'associazione tutela utenti della strada denuncia sindaca, comandante dei vigili e prefetto di Treviso per il dispositivo a Riese Pio X. Il rischio fenomeni temporaleschi molto intensi tra giovedì e venerdì, allerta gialla in Veneto, previste piogge, grandinate e forti raffiche di vento che dalla montagna si estenderanno alla pianura. Ennesima frana a Tarso, minaccia un condominio a Corbanese, 6 famiglie evacuate, oggi sopralluoghi dei tecnici per decidere il da farsi. E proprio oggi, dopo 6 anni di lavoro, sono stati riaperti a Roccapietro i serragli di Sottoguda, simbolo della devastazione della tempesta Vaia, Zaia, segno di rinascita di un territorio. Scambiano lo spray al peperoncino per un pennarello, 3 bambini e la mamma finiti all'ospedale per una lieve intossicazione. Si allaccia abusivamente al contatore condominiale, ruba 10.000 euro di elettricità. Russa, 36 anni, residente a Riese Pio X, denunciata per furto dai carabinieri. La relazione interrotta malamente, una donna di 56 anni incendia per vendetta l'auto dell'ex fidanzato trentenne, individuata grazie alle telecamere. Olimpiadi, anche la Marca festeggia lo storico oro delle friulane Rizzi e Navarria che si allenano nella palestra di Viale Vittorio Veneto della Scherma Treviso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque in primo piano gli autovelox, sempre più di attualità con l'allargarsi delle contestazioni partite dai sequestri di dispositivi in tutta Italia ordinati dalla Procura di Cosenza. Sotto accusa ora l'autovelox di Riese Pio X, per il quale un'associazione ha denunciato, oltre al sindaco, il comandante della polizia locale, anche il prefetto di Treviso, Angelo Sidotti. Autovelox non omologati. Oggi sono stati denunciati il prefetto di Treviso e sindaco e comandante del comune di Riese Pio X. L'esposto, raccolto dai carabinieri di Sedico, porta la firma di Altvelox, associazione tutela utenti strada, e riguarda il dispositivo installato dal comune in via Kennedy, tra l'altro abbattuto l'inverno scorso da Flexman. Una denuncia sulla scia di quanto sta accadendo a Cosenza, dove la procura ha disposto il sequestro di diversi autovelox in tutta Italia, in quanto sarebbero attivi ma privi di omologazione. Secondo l'associazione anche il velox di via Kennedy non sarebbe omologato e tra i querelati sono finiti il prefetto di Treviso Angelo Sidotti, il sindaco Ombretta Basso e il comandante della polizia locale Davide Bertoncello. Le accuse sono da codice penale, quali truffa, falso in atto pubblico, frode processuale e omissione di atti d'ufficio. Un atto inconcepibile per il sindaco Basso, che si rivolge così direttamente all'associazione. Per quanto riguarda la parte processuale sarà analizzata e data risposta dalle sedi opportune. Per quanto riguarda invece lo strumento, quindi l'autovelox, misura correttamente la velocità, è posto in un rettilineo ben segnalato e lungo questo tratto di strada in passato c'erano stati parecchi incidenti mortali. Da quando è stato posizionato non si sono più verificati incidenti di questo tipo. Per contro mi ritrovo con diversi cittadini che chiedono l'installazione di nuovi autovelox sul territorio comunale, perché purtroppo sono tanti i tratti di strada appunto rettilini e purtroppo sono anche tanti gli automobilisti che spesso hanno un po' troppa fretta e guidano velocemente e possono diventare un pericolo per se stessi, ma vorrei dire anche e soprattutto per gli altri. Sequestri e denunce destinati a dilagare in tutta Italia e per tutti i dispositivi, con esposti verso tutti i primi cittadini e prefetti, finché dal Ministero non verrà fatta definitivamente chiarezza su autovelox e omologazioni. Per questo dal sindaco di Treviso e presidente dei sindaci del Veneto il messaggio su tutta la vicenda è chiaro. Se qualcuno si sostituisce al sindaco assumendosi le responsabilità degli incidenti stradali ed eventuali incidenti che dovessero essere causati dalla non perfetta condizione delle strade, allora a quel punto saremo disposti anche noi a spegnere le autostrade, ma fino a quando sarò io a rispondere della sicurezza dei miei cittadini utilizzerò questi strumenti in modo trasparente, in modo ben visibile e con l'unico obiettivo di quello di ridurre la velocità e mettere in sicurezza la sicurezza stradale.
E anche Silea ha deciso di andare avanti sugli autovelox. La giunta comunale ha scelto di continuare con il modus operandi sin qui adottato, mantenendo in funzione dispositivi postazioni mobili sia con contestazione immediata sia senza. Manteniamo attivi gli autovelox perché sono un deterrente che aiuta a garantire la sicurezza stradale, che è la nostra principale preoccupazione e va oltre il timore dei ricorsi, spiega il sindaco del comune di Silea, Rossella Cendrone. Mi chiedo perché una normativa vacante dovrebbe rimetterci con la sicurezza dei cittadini. Una nuova ondata di maltempo è prevista per questo fine settimana, da giovedì a venerdì sulla Marca, che si abbatterà una nuova perturbazione. Allerta meteo in tutto il Veneto, in allerta la protezione civile trevigiana. La Marca si prepara all'arrivo di una nuova allerta meteo. L'alta pressione di origine africana sta per essere sostituita da una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Porterà aria fredda, temporali locali anche molto forti, con possibilità di fenomeni anche estremi. Venerdì, la giornata più critica. All'origine delle celle temporalesche la grande energia accumulata nell'atmosfera per le alte temperature del suolo e dell'umidità. In allerta le squadre di protezione civile sul territorio, che nella Marca hanno già dovuto gestire l'allerta meteo di domenica scorsa. L'appello arriva direttamente dal coordinatore trevigiano Riccardo Mastro Nicola ad usare prudenza non solo a fronte di questi fenomeni, ma anche immediatamente dopo. L'altra sera su Treviso ho visto qualche cosa che non andava e ho intimato a delle persone di allontanarsi, perché attenzione, gli alberi sono per terra. Ok, però gli alberi sono molto pericolosi perché si possono girare. Se si girano o fanno l'elastico, ammazzano una persona. Segnalare il pericolo con una torcia, ma non operare direttamente sul posto, magari per rimuovere gli arbusti, senza che prima non siano arrivati i soccorsi. Mi raccomando, autotutela, non rischiate, perché poi se vi fate male dobbiamo soccorrervi prima voi e poi andare a tagliare l'albero. Il corpo trevigiano è in attesa dal centro funzionale decentrato di protezione civile di comprendere la reale entità del fenomeno che interesserà la Marca tra giovedì e venerdì. Domenica scorsa intanto 2/3 degli alberi che hanno occupato le strade della Marca piegati dal maltempo erano di proprietà di privati. Noi sappiamo di chi è l'albero, ma spesso dobbiamo andare a intervenire su alberi che cadono dalla parte privata verso la parte pubblica. Ed ennesima frana nel territorio di Tarzo, dopo quello che avevano colpito le frazioni di Parè e Arfanta lo scorso marzo. Questa volta lo smottamento ha interessato Corbanese, 6 le famiglie evacuate. La vice sindaco Paul, già in atto interventi di messa in sicurezza. Il nostro è un territorio fragile. Una colata di fango e sassi a Corbanese, frazione di Tarzo, ha allertato amministrazione e residenti della palazzina di via Callesella. 6 le famiglie che per precauzione sono state evacuate data la vicinanza con il versante franato. Il forte maltempo che domenica ha colpito la Marca non ha risparmiato nemmeno il territorio collinare. Pioggia e vento che hanno aggravato la stabilità degli alberi decennali che sporgono dal ciglio. La pericolosità, iniziale è stata appunto già anche risolta. Parliamo di una pianta che col forte vento si era piegata e rischiava appunto di colpire l'abitazione. Da subito a lavori tecnici comunali che hanno svolto una prima ricognizione della zona con il drone e attivato diverse squadre di rocciatori per gli interventi di messa in sicurezza. Una prima pulizia delle piante pericolanti eccetera e quelle parti di terreno più fragili, insomma poi valuteranno anche loro, che sicuramente sono dei tecnici, quale potrà essere l'intervento più immediato e sicuro. Sarà presente anche la forestale per ovviamente i lavori di loro competenza, in modo che in maniera sinergica possiamo appunto risolvere nel più breve tempo possibile la situazione, insomma, che a tutt'oggi comunque è sotto controllo. Si tratta dell'ennesima frana nel territorio di Tarzo dopo il maltempo di metà marzo che aveva interdetto accessi alle abitazioni in 3 punti diversi nelle località di Parè e Arfanta. Quello che a noi interessa ovviamente è la sicurezza dei nostri cittadini, insomma, che in questo momento si sono allontanati dalle loro abitazioni volontariamente, ma che insomma noi contiamo nel giro di qualche giorno di poterli far rientrare in tranquillità nelle loro case.
Incidente nel pomeriggio lungo la strada provinciale 34 al confine tra Ormelle e Roncadelle. Un camion uscito di strada dopo aver attraversato la pista ciclabile e distrutto la recinzione di una villetta, ha anche abbattuto una colonnina che conteneva il contatore del metano, provocando la pericolosa fuoriuscita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiuso la provinciale per permettere il ripristino dell'impianto che è stato danneggiato. Illeso l'autista del mezzo pesante, ovviamente pesanti i disagi alla circolazione. 3 bambini e la mamma finiti all'ospedale per una lieve intossicazione dopo aver inalato la sostanza urticante di uno spray al peperoncino. Bruciore agli occhi, tosse, attimi di paura ieri sera alle 19:30 in un'agenzia Money Transfer di via Marco Polo a Treviso, quando 3 bambini, un undicenne assieme alle sorelline di 5 e 9 anni, hanno cominciato a star male all'interno dell'attività a causa dell'inalazione di sostanze spruzzate nell'aria da uno spray al peperoncino. Subito è stato allertato il 118, sul posto sono arrivati i sanitari che hanno portato al pronto soccorso i 3 bambini oltre alla loro mamma per accertamenti. Fortunatamente dopo le cure del caso la famiglia è potuta tornare a casa senza gravi conseguenze. In un primo momento si era pensato che qualcuno avesse usato lo spray per mettere a segno una rapina al Money Transfer, invece gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di scoprire che era stato uno dei bambini, pensando fosse un pennarello trovato nella borsa della mamma, a spruzzare la sostanza urticante. Ha rubato l'energia elettrica al condominio dove viveva. Una cittadina russa è stata scoperta e denunciata per furto aggravato. È successo a Riese Piodecimo. Dall'ottobre 2019 all'aprile 2023 una cittadina russa di 36 anni ha pensato bene di rubare l'energia elettrica per oltre 10.000 euro. Per farlo ha utilizzato un allacciamento abusivo al contatore condominiale. Ad accorgersi probabilmente proprio i suoi vicini, che si sono visti recapitare bollette condominiali elevate. Immediato l'accertamento dell'azienda per l'erogazione dell'energia elettrica, che ha provveduto a disinstallare il dispositivo e a segnalare all'allarma quanto avvenuto per ben 4 anni. Il conto di 10.000 euro ora dovrà pagarli la 36enne denunciata dai carabinieri per furto aggravato. Altro furto, ma questa volta attentato a Follina, dove 3 persone si sono introdotte in un deposito ferroso con tanto di autocarro con gru. 2 uomini ed una donna che tranquillamente hanno iniziato a caricare nel mezzo oltre 700 kg di materiale ferroso. Peccato che il proprietario si è accorto di quanto stava accadendo ed ha avvertito i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato i 3 ladri denunciati per furto aggravato in concorso. Sul mezzo utilizzato dai 3 ci sono in corso accertamenti da parte dei militari. La storia finisce, lei 56 anni pensa bene a dar fuoco all'auto del suo ex per vendetta. È accaduto a Castelfranco il 18 luglio scorso. Le fiamme hanno completamente distrutto la macchina, una Fiat Punto che si trovava posteggiata lungo la strada, che fra l'altro era di proprietà della mamma del 30enne. L'ipotesi del dolo era subito emersa a seguito del rinvenimento nei pressi della carcassa del veicolo di una tanica contenente residui di liquido infiammabile. All'esito degli accertamenti, grazie alla raccolta di testimonianze e all'analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, i carabinieri, esclusa da subito la pista della criminalità organizzata e dell'atto di criminalità comune, hanno individuato la presunta responsabile. Si tratta di una donna del posto che avrebbe compiuto il gesto per motivi di astio e risentimento personale. La sua posizione ovviamente sarà al vaglio dell'autorità giudiziaria. A più di un mese dall'attentato incendiario che ha distrutto un bar in centro a Quinto di Treviso, la strada ed il marciapiede sono ancora pieni di vetri e macerie, ma come se il fatto fosse appena accaduto. A brevissimo il dissequestro, dicono gli inquirenti, che continuano ad indagare per individuare il mandante. Vetri infranti ovunque, pezzi di mattoni e piastrelle, schegge di ferro. È passato un mese dall'attentato incendiario al Dolce Caffè di Quinto, ma in via Noalese, all'altezza di vicolo Marangon, sembra ancora il giorno dell'esplosione. L'area è ancora sotto sequestro, ma i cittadini, siamo a 2 passi dal centro e dalla chiesa, si chiedono come mai ancora non sia stato possibile almeno pulire dai vetri, visto il rischio che qualcuno, soprattutto bambini, possa farsi male. Il dissequestro dell'area arriverà a brevissimo, fanno sapere gli inquirenti.
dirigenti che stanno anche stringendo il cerchio sul mandante dell'atto. Se pochi dubbi ci sono sugli esecutori materiali, 2 le persone già denunciate per incendio doloso e danneggiamento, gli inquirenti stanno ancora indagando per capire chi abbia commissionato l'attentato che solo per un colpo di fortuna non ha provocato feriti. Un episodio che ha destato non poco allarme in paese, perché un gesto del genere, tra le ipotesi la pista del racket con finalità estorsive, ma gli investigatori non escludono nulla, nemmeno una vendetta privata. Nei mesi precedenti la titolare del bar, Sara Puppato, aveva ricevuto messaggi minatori, dai cartelli sotto casa alla vetrina rotta fino all'ultimo devastante atto incendiario. Mobilitazione dei sindacati CGIL e delle forze di polizia in mattinata per chiedere migliori contratti, assunzioni immediate e garanzie pensionistiche adeguate. Un governo che a parole è vicino alle forze armate e di polizia, ma nei fatti è sordo alle rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa. Per questa ragione stamattina sono scesi davanti alle prefetture, anche a Treviso come in tutta Italia, i sindacati delle forze dell'ordine aderenti a CGIL, FP CGIL e SILP CGIL, per chiedere tra le altre cose migliori contratti e assunzioni necessarie per colmare le carenze di personale. Andremo a rinnovare un contratto con risorse estremamente contenute. Il governo ha appostato per il rinnovo una risorsa pari al 5,78% e si tiene conto che negli ultimi 3 anni l'inflazione composta è pari al 17%, è ragionevole affermare senza timore di essere smentiti che il contratto, quando firmato, ci darà risorse che in realtà creeranno un impoverimento del 10% di poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e mondo militare. Non ci sembra un trattamento nemmeno dignitoso per una categoria che comunque è fondamentale per il buon funzionamento dello Stato. Problemi che si riversano anche nel settore carcerario, con il sovraffollamento che sta creando enormi difficoltà in tutta la regione. Noi abbiamo strutture in Veneto che raggiungono anche un sovraffollamento più del 100%. Uno dei casi eclatanti è il minorile di Treviso, dove in questo momento, noi abbiamo detenuti che dormono per terra, e quindi è chiaro che nella dinamica in cui abbiamo il sovraffollamento delle carceri da un lato e la mancanza di inserimento di figure professionali e capaci, come la polizia penitenziaria, ma anche come tutti i civili, a dare risposte ai detenuti, è chiaro che siamo al limite di una situazione che potrebbe e che di fatto ogni tot esplode. Condizioni di lavoro non ottimali, quindi, che causano problemi costanti. C'è un tema di stress lavoro correlato, c'è un tema di benessere organizzativo che non viene garantito a queste lavoratrici e a questi lavoratori, per cui l'impegno nostro confederale è quello di essere a fianco a loro in questa battaglia che condividiamo in maniera piena. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Proteste davanti alla sede di Coldiretti. I lavoratori del comparto agricolo chiedono aumenti salariali dignitosi, legalità e sicurezza. Un presidio davanti a Coldiretti, indetto da Fly CGIL, FAI CISL e Will a Will, per chiedere a gran forza un aumento salariale da parte del comparto dei lavoratori agricoli in fase di rinnovo dei contratti provinciali di lavoro scaduti il 31 dicembre 2023. L'esiguo aumento proposto dalle associazioni datoriali, si parla di un 6% per il biennio 2024-25, è insufficiente per rendere dignitoso un lavoro faticoso ed essenziale come quello degli operai agricoli, in un comparto in continuo sviluppo e martoriato da episodi di caporalato anche nel Veneto. Il recupero della manodopera è uno dei problemi del settore, dove le aziende però si dimostrano molto latitanti e credono che insomma, per il nostro settore non valga la pena erogare retribuzioni che portino insomma, a un livello appunto retributivo decente per gli stessi lavoratori agricoli del settore. Appetibilità, legalità e sicurezza sul piatto delle richieste. Dobbiamo dare dignità con il rinnovo di questo contratto provinciale ai lavoratori che tutti i giorni, ricordiamo anche durante il periodo del Covid, erano presenti sui campi per raccogliere il cibo che poi arrivava sulle nostre tavole, quindi
Il sacrificio è sempre stato fatto e continuano a farlo questi lavoratori ed è giusto che abbiano le loro soddisfazioni. Altri due punti importanti per il rinnovo di questo contratto è anche la legalità nel mondo del lavoro agricolo e anche sicuramente la sicurezza nel lavoro, poiché il settore agricolo insieme a quello edile sono i settori più martoriati da morti sul lavoro. Senza dimenticare appunto i fenomeni di caporalato che con la vendemmia alle porte potranno comparire in modo anche più massiccio. Stiamo riscontrando che nelle campagne del Veneto e nel Trevigiano abbiamo una forte componente di sfruttamento lavorativo. Le indagini e i casi che sono emersi nelle ultime settimane lo testimoniano. Noi da questo punto di vista stiamo cercando di contrastare il fenomeno attraverso il monitoraggio degli appalti, perché gli appalti sono il volano che alimentano lo sfruttamento lavorativo e il caporalato nel settore. Mattinata di disagi ai sistemi operativi dell'ULSS 2 causati da lavori sulla rete e sul portale regionale. Un problema di connessione per lavori al portale regionale della sanità avrebbe causato i disagi che si sono propagati per circa un paio d'ore su tutti i sistemi connessi anche nella Marca Trevigiana, causando ritardi e difficoltà. A Quinto la mattinata di prelievi ha visto qualcuno rinunciare, qualche altro invece attendere con pazienza il proprio turno, nonostante la lentezza con la quale le operazioni procedevano. C'è anche chi è andato in un altro punto sperando di non trovare problemi e ha invece dovuto fronteggiare la stessa situazione. Anche a Treviso, a Borgocavalli, i disagi si sono protratti fino a tarda mattinata, portale a rilento, ma nonostante il blocco dei sistemi, le visite sono state tutte portate a termine e il personale ha preso i dati con carta e penna per segnare, come una volta, le visite. Si è creata un po' di coda, ma tutto è andato avanti lo stesso, come hanno confermato il direttore generale Francesco Benazzi e quello del poliambulatorio Michele Schiano. Abbiamo i numeri per correre da soli, le dichiarazioni del segretario veneto della Lega Alberto Stefani al direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli innescano un primo botta e risposta tra gli alleati. Per Villanova e il Veneto alla Lega è una questione di diritto. Chi ne fa una questione di numeri, chi di strategia, sta di fatto che le regionali 2025 stanno scaldando gli animi nel centrodestra in Veneto. Dopo le parole del segretario della Lega Alberto Stefani, ieri intervistato dal direttore Luigi Baccialli, che ha dichiarato di avere i numeri per vincere in Veneto anche senza gli alleati, il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia mette a segno una prima sferzata. Non sono un grande appassionato di sondaggi, mi piacciono molto di più i risultati elettorali. I risultati elettorali sia delle scorse politiche sia di quelle delle recentissime elezioni europee ci dicono che i veneti apprezzano gli esponenti e il messaggio di Fratelli d'Italia. Non ne fa una battaglia di numeri ma una questione di diritto. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova. Abbiamo riportato con il presidente Zaia la nostra regione al centro del dibattito politico, anche adesso con tutto il processo sull'autonomia il Veneto è il portabandiera di questo progetto di rinnovamento dello Stato e quindi io credo che mantenere la guida di questa regione per un movimento come il nostro, un movimento identitario legato al territorio sia semplicemente fondamentale. Noi non ci possiamo permettere dal punto di vista politico di perdere quello che è un nostro simbolo. Nelle condizioni di Stefani farei la stessa cosa. Chiosa, il coordinatore trevigiano dei meloniani Claudio Borgia, fanno il loro lavoro sul territorio. I pesi però, chiarisce, sono cambiati. Noi siamo cresciuti, siamo arrivati al 37% in provincia di Treviso, anzi 36,75 per essere corretti, il 37% a livello regionale, credo che sia un dato importante. Poi ricordo che tra l'altro è il dato più alto in Italia di Fratelli d'Italia. Spetterà ai vertici nazionali di centrodestra trovare la quadra. Al tavolo siederanno Tajani, Salvini, Meloni e di certo lo stesso Zaia. Ma se la Lega spinge per mantenere il primato in Veneto, ai fratelli il compito in queste ore di suggellare l'alleanza. Smettiamola di parlare di divisioni, ma stiamo assieme e diamo ai veneti un'offerta politica ed anche un candidato che esprima ciò che i veneti veramente vogliono, e cioè l'unità.
E continuiamo con la politica. Franco Manzato, da sempre un fratello politico, credo sia la scelta giusta per Vittorio Veneto, così Gian Antonio Darè, ora consigliere comunale nella città della Vittoria, ha commentato la decisione di affidare a Franco Manzato l'incarico di commissario della sezione locale della Lega. Ritengo che Manzato saprà fare il necessario lavoro per riportare il Carroccio al ruolo che merita di avere sul territorio, ha detto. C'è da rimettere insieme le varie anime al solo fine di rilanciare il movimento. Darè definisce quella di Manzato una scelta coraggiosa da parte del segretario provinciale. Al pari coraggioso è lo stesso Franco, che ha accettato di ricostruire una realtà non facile come quella di Vittorio Veneto, conclude Darè. Funerali questa mattina nella chiesa trevigiana di Santa Bona di Roberto Linguanotto, oltre un centinaio i presenti che si sono stretti attorno alla famiglia dell'inventore del tiramisù, il dolce più diffuso e apprezzato al mondo. E oggi salutiamo anche un pezzo di trevigianità. Conosciamo che Roberto Loli era considerato l'inventore del tiramisù e con questo dolce era diventato un po' l'ambasciatore della nostra città. Tutti siamo un po' legati a Roberto. Tutti siamo un po' legati a Roberto e continueremo ad esserlo ogni volta che ci troveremo davanti ad una fetta di tiramisù. E anche oggi, nel giorno dell'addio nella chiesa di Santa Bona, tanti volti della ristorazione trevigiana non sono mancati all'ultimo saluto a Roberto Linguanotto, volto, oltre che del tiramisù, delle Beccherie, storico ristorante all'ombra della Torre Civica. In prima fila, accanto alla bara con le rose rosse, tutta la famiglia, alla quale Don Stefano si è rivolto così. È come se ci togliessero dei pezzi di fondamenta della nostra casa, della nostra vita, e penso in particolare ai familiari, ad Anna Maria, a Fabio, a Massimo, a Monica e Roberto, ai nipoti, un pezzo di fondamenta che per voi era marito, papà, nonno. E in questo momento di dolore c'è chi è anche venuto meno, subito soccorso da un'ambulanza, mentre il celebrante ricordava una citazione di Roberto Linguanotto. Lui diceva che il tiramisù deve sapere da tiramisù, quindi deve avere un equilibrio tra i vari gusti. Ecco, è interessante questo discorso sull'equilibrio. Credo che queste parole possono essere usate come metafora della vita di Roberto. La sua vita è stata infatti un equilibrio di gusti, lavoro, relazioni, e possiamo mettere anche la fede. Una fede, ha concluso il parroco, che rimarrà come esempio per tutti al pari della sua dolce invenzione. Una fede ribadita anche nell'ultimo gesto che Roberto ha fatto prima di chiudere gli occhi per sempre. Ha saputo fare il segno della croce. Ecco, allora in una società dove si arriva a chiedere perfino lo sbattezzo, abbiamo ancora uomini e donne che nei momenti cruciali della vita sanno tracciare sul loro corpo il segno di Cristo Salvatore, il segno del crocifisso risorto, e per noi questo è un esempio. Siamo allo sport, oro storico nella spada a squadre per l'Italia, un team composto anche dalle friulane Rizzi e Navarria, che negli ultimi anni hanno scelto la palestra CONI di Treviso per perfezionare la loro tecnica. A Parigi la stoccata finale azzurra diventa storia. Le 4 italiane regalano al paese il primo oro nella scherma, vincendo la finale della spada a squadre contro le padrone di casa francesi. Un oro che parla anche trevigiano. Base dell'allenamento di 2 delle 4 atlete del team italiano, le friulane Rizzi e Navarria, il centro CONI di Viale Vittorio Veneto. Giulia è venuta qui quest'anno, ha vinto il titolo italiano e ha vinto 2 gare di Coppa del Mondo, e quindi ha avuto diritto a partecipare alle Olimpiadi, mentre Mara Navarria l'anno scorso l'aveva già vinto, ma era tanti anni che non lo vinceva, è diventata anche lei campionessa italiana. Treviso che ha portato fortuna alle atlete dopo l'ultimo oro olimpico di Matteo Tagliariol, trevigiano d'origine, a Pechino 2008. Ieri ho messaggiato immediatamente le ragazze, è stato un momento emozionante, soprattutto un momento storico, nel senso che è il primo oro della spada nella storia delle Olimpiadi, la spada femminile nella storia delle Olimpiadi, e quindi le ragazze devono essere solo che orgogliose, ma diciamoci che adesso non è che voglio sminuire, ma io me lo aspettavo, nel senso che queste ragazze sono molto forti,
e secondo me anche loro sono venute qui per vincere. Battezzato dal maestro Geslao nei suoi inizi di carriera, Rizzi e Navarri hanno scelto la palestra trevigiana per i loro allenamenti. Giulia Rizzi, alla sua prima Olimpiade dopo un periodo passato a Parigi, ha deciso infatti di tornare in Italia e di scegliere Scherma Treviso. Anche quando io ho vinto le Olimpiadi, anche se lavoravo con un altro maestro, al momento il primo ringraziamento è stato per lui e gli devo sempre tanto. In quella palestra ci sono molti dei miei vecchi compagni di allenamento che ora sono dei maestri, e sono sicuro che appunto che la palestra abbia aiutato a perfezionare il loro percorso per le Olimpiadi. Tutti i dettagli contano e sicuramente conta anche questo. Sede che presto si trasferirà alle ex caserme Salsa, dove grazie a fondi PNRR la società potrà dotarsi di nuovi spazi e nuove pedane. Il maestro sicuramente sarebbe stato contentissimo, perché lui è stato, non so se il primo, ma comunque uno dei primi sicuramente che ha fatto iniziare il progetto Spada Femminile in Italia. Come commenterebbe queste vittorie il maestro Geslao? Non mollate mai, perché la vittoria più bella è la prossima. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. I serrai di Sottoguda tornano a splendere dopo la devastazione causata dalla tempesta Vaia, un turbinio di emozioni questa mattina all'inaugurazione dei primi 200 metri del percorso, che potrà essere consegnato solo sulla sua totalità nella primavera del 2025. Sergio a posto? Olè! In realtà la rinascita dei serrai di Sottoguda, scenario imponente ai piedi della Marmolada 6 anni dopo le drammatiche giornate della tempesta Vaia di fine ottobre 2018. Per dirla con l'amministratore unico di Veneto Acque Gian Vittore Vaccari ci sono voluti 6 mesi per iniziare, 12 per la messa in sicurezza e la progettazione, 24 per i lavori ancora parziali che entro il prossimo autunno dovrebbero concludersi, per una riapertura totale nella primavera del 2025. Stamattina in centinaia hanno partecipato all'inaugurazione del primo tratto di passerella appoggiata fra le rocce a strapiombo bagnate dal torrente Pettorina. Questa è l'opera simbolo, quindi i serrai di Sottoguda oggi sono finalmente aperti, ancora non ultimati, ma sono visitabili facendo la prenotazione, poi da inizio del prossimo anno saranno assolutamente aperti senza prenotazione e avranno i cittadini modo di visitarli. La Forra, lunga poco più di 2 chilometri, è stata uno dei canyon più rappresentativi e accessibili delle Dolomiti, fino ai drammatici giorni di Vaia che lasciarono una devastante impronta sul paesaggio delle Dolomiti e dei serrai di Sottoguda. L'abitato di Sottoguda, tanto per fare un esempio, si è salvato grazie al fatto che a monte era stata costruita una grandissima briglia che è stata travolta dalla furia delle acque e del materiale, che è letteralmente esplosa, assorbendo l'energia che altrimenti si sarebbe scaricata nelle abitazioni, distruggendo tutto quello che trovava. Oggi la rinascita dei serrai, un'opera da 13 milioni di euro, è il simbolo dell'orgoglio e della tenacia della popolazione. Focus della progettazione, la rinaturalizzazione del percorso turistico e la sicurezza idraulica del torrente, migliorato anche dal punto di vista ecologico, oltre al pensiero di una viabilità d'emergenza in alternativa a quella che porta a Malgacciapela. Penso che sia sotto gli occhi di tutti la qualità del lavoro e invito tutti a visitarli perché sono veramente mozzafiato. Un museo en plein air, l'ha definito il presidente Zaia. Le visite sono iniziate già questa mattina. Un'opera meravigliosa, stupenda, in un contesto veramente fantastico. Io conoscevo questo luogo prima della devastazione, ora lo rivedo e adesso è fruibile, sarà fruibile in maniera sicura. Questo poi può rappresentare veramente il simbolo della ricostruzione, il simbolo di un qualcosa che è rinato grazie alla capacità, la tenacia di tutti noi bellunesi, delle imprese bellunesi che qui ci hanno lavorato, con ovviamente il sostegno della Regione del Veneto che ha coordinato un'attività importante con i soggetti attuatori per far ripartire la nostra provincia dopo Vaia. I serrai di Sottoguda, noti a livello europeo per le monumentali cascate di ghiaccio, ritornano ad essere un grande volano per il turismo invernale e naturalmente estivo del borgo più a nord del comune di Roccapietore. Orgoglio ed emozione per il neo sindaco Valerio Davare, che con noi ha ricordato la notte di Vaia.
Un fine lavori veramente che ci emoziona. L'altra settimana abbiamo benedetto la statuetta della Madonna, no? Che abbiamo ricollocato, e ho visto proprio la popolazione emozionata, ho visto tanti occhi lucidi, tante persone veramente commosse. E la commozione anche del giovane neo sindaco di Roccapietore, oggi orgogliosamente cinto dalla fascia di primo cittadino nel giorno che è stato un turbinio di emozioni per tutti. Che cosa ricorda di 6 anni fa? La sera forse non ci rendavamo conto, ma la mattina dopo ci giungevano notizie veramente impressionanti dai villaggi vicini, da Sottoguda, da Palue, anche Palue fortemente colpita, da Alleghe. La vista delle nostre foreste, dei nostri boschi a terra, sentiva crack crack crack, si sentiva la sera, non ci rendavamo neanche conto in realtà di cos'era, ma erano i nostri boschi che finivano a terra, insomma. Oggi l'attesa è per la restituzione totale dei serrai di Sottoguda. Prematuro pensare alla gestione futura, servirà un bando, ma per la prossima primavera il canyon sarà di nuovo l'attrazione numero 1 per i turisti che ogni anno frequentano il borgo, fra i più belli d'Italia. Abbiamo già visto una crescita importante negli ultimi anni, devo dire che anche oggi parlando con alcuni albergatori mi dicevano di avere presenza nei propri alberghi addirittura dell'80% di ospiti stranieri. Le prenotazioni che noi abbiamo fino a fine agosto sono già del 70-80% in alcune situazioni, e Roccapietore è uno dei paesi, diciamo, che ha il tasso più elevato di prenotazioni. Lo stadio del ghiaccio di Cortina è quasi pronto per ospitare le gare olimpiche e paralimpiche del 2026, in linea con le tempistiche previste. Domani Simico consegnerà il primo round dei lavori interni che consentiranno sin da subito l'utilizzo della struttura al pubblico. Entro qualche giorno sarà possibile procedere alla ghiacciatura dell'impianto, che verrà utilizzato per tutte le attività quotidiane di allenamento, oltre alle gare di pattinaggio libero. Restano da concludere le opere esterne dello stadio, che nel 2026 ospiterà la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici. I lavori per circa 12 milioni di euro procederanno nei prossimi giorni in aree separate dalle tribune. È siglato l'accordo per favorire il percorso di rilancio di Ceramica Dolomite e sostenerne la crescita, lavoro agile e più efficace, riorganizzazione aziendale e flessibile, percorsi formativi ad hoc. Azienda, regione e sindacati hanno individuato le soluzioni più utili. Alcuni risultati sono già evidenti, come la crescita dei volumi di vendita e la prossima finalizzazione di un accordo per la produzione di alta qualità destinata ai mercati internazionali. Altri se ne realizzeranno con il progressivo riallineamento dei prezzi dopo le difficoltà incontrate nella reintroduzione del brand scomparso per lungo tempo dal mercato. E questa era la nostra ultima notizia. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.